subito dopo di loro, Lombardia Amore Mio con Enrico Zeni e poi l'Automobile Club Padania con Luigi Senatore e Claudio Lipodio. Benvenuta Tina e benvenuto Francesco. Grazie. Grazie e volevo augurare innanzitutto un saluto da Milano, dove gli alpini si trovano tutti a Milano in questo momento in centro, ma anche nelle periferie. Qui per esempio da noi abbiamo appunto ospitato un gruppo di alpini che vengono dalla Bergamasca e dal Veneto, ed è qualcosa di meraviglioso. Buongiorno anche a te Francesco. Anche a te grande Tina, so che ospitate nel vostro giardino un gruppo di alpini. Sì, sono quasi una ventina, nella verità, un bel gruppo, un gruppo di alpini legati anche all'Alpa, quindi esatto, oltre che all'Anna, diciamo. È veramente bello, da gioia soprattutto, e ieri sera poi abbiamo avuto 2 cori. Bello perché? Perché qui nel municipio dove sono io praticamente abbiamo anche la caserma Perucchetti, e gli alpini furono proprio fondati dal generale Perucchetti, che pur non essendo un alpino, perché sappiamo che studiava delle carte geografiche, possiamo dire così, e quindi aveva un compito diverso, però fondò proprio lui il corpo degli alpini. E questo va un attimino. Dopo abbiamo anche Piazza d'Armi, dove è Parti Nobile. Sappiamo tutti che a salvataggio di quello che era nobile andò proprio un alpino, un capitano alpino. Quindi tutte queste cose qui che sono all'interno anche del nostro municipio, siamo proprio orgogliosissimi del corpo degli alpini, e tutta Milano credo che sia orgogliosa di ospitarli. Ma non solo, ma è un insegnamento che viene dato a tutta la società, perché dimostra come la solidarietà di cui si parla e straparla spesso e volentieri nasce spontaneamente, è così, nasce spontaneamente, e soprattutto lavorano in amicizia, possiamo dire come dei muli, lavorano tutti assieme in amicizia e non si abbandonano fra di loro. C'è proprio questo aiuto, questa solidarietà che loro danno, ed è un corpo che dà senza volere in cambio niente, che è una cosa che è difficilissima, ecco, trovare questo, e da loro dovremmo proprio avere dei grandissimi insegnamenti. Difficilissima. Tieni conto che a Milano oggi ci sono 500.000 alpini, quindi difficilissimo da trovare quando ci sono 500.000 persone, e altrettanto difficilissimo affermarlo. Ciò vuol dire che è qualcosa di spontaneo, che è all'interno dell'animo umano, e quando ben educato, quando ben retto, ma è qualcosa di spontaneo, qualcosa che occorre sotto questo profilo rivitalizzare all'interno della società. Loro sono un esempio, per carità, con i loro limiti, perché sicuramente ci sono, ma con la grandezza di questo cuore e di questa spontaneità, che nasce anche da una territorialità, perché gli alpini sono alpini, le Alpi sono un territorio per quanto ampio circoscritto, e è indice di una civiltà, di un modo di sentire che è spontaneo, e questo direi che è uno degli insegnamenti anche politici che devono essere dati, perché va bene parlare è giusto parlare di sussidiarietà. Lo Stato, il principio è non faccia l'ente più in alto quello che può essere fatto dall'ente più in basso. E parente si intende la famiglia, l'associazione, il gruppo organizzato. Quindi anche l'ente statale,
che è superiore. Ora, il ragionamento è semplice, cioè è chiaro che non potendo fare tutto deve farlo l'ente che sta più in basso, ma l'importante è che quell'ente che sta più in basso sappia che c'è qualcosa più in basso anche di lui, di sé, e cioè, scusate, più in basso di sé, che a sua volta genera la sussidiarietà. Ecco, gli alpini ci insegnano questo. Quando si dice c'è un terzo settore che viene attaccato, no, il terzo settore va in crisi nel momento stesso in cui non riconosce sotto di sé altre funzioni solidaristiche che sono spontanee, come questa, per esempio. Ora, esatto. È assurdo che tu debba andare in una parrocchia e, se vuoi esprimere la tua voglia di solidarietà, debba rivolgerti alla Caritas piuttosto che alla cooperativa Taglio Italia. Francesco, scusami, posso fare un saluto, così dicono da dove vengono questi alpini? Certo. Possiamo un attimo, Sì, buongiorno, sono Gatto Antonio, alpino della Giulia, sempre non ex, sempre alpino in vita della Giulia. Vengo dalla provincia di Treviso, nella zona, non so se conosce, Asolo, Montebelluna, Caffè Franco Veneto, lì in quei paraggi là in mezzo. Ho visto qua, avete un'edilizia bellissima, avete tanto verde, siete attrezzati bene, e noi anche viviamo nel verde. Dobbiamo andare avanti con questa teoria e con questo mantenimento dei paesaggi, perché è importante che i cittadini abbiano una vivibilità efficace al massimo. Non so con chi parlo, comunque Radio Faranio. Grazie. Ecco, questo è perché si trovano qui vicino nel Parco delle Cave, quindi hanno trovato tanto verde. È il polmone verde di Milano. Qui abbiamo un altro che fa parte dell'associazione Alpa e che viene vengo da Bergamo e sono il cuoco degli alpini padani qua Ciao. Si mangia bene. E qui si mangia, noi siamo all'aperto adesso, stiamo facendo il brasatino con la polenta taragna. Buono. Un buon pinello. Ecco, qui ne abbiamo sentito un altro, adesso andiamo da un altro alpino. Radio Padania, saluta. Sì, salve. Salve. Sono a posto di qua. Scusa, perché stiamo smontando i tendoni. Sono Paganelli, niente. Quello che normalmente manda le cose con scritto Alpa. Chi è che non ho capito chi è? Scusa. Radio Padania. Ma chi? Radio Padania. Così ne abbiamo sentito noi tre, stanno smontando il tendone, siamo tutti. Pronto? Sì, dimmi. Così adesso stanno smontando il tendone, quindi è impossibile, sono tutti assieme. Certo, Qui viene da Treviso, chi viene uno dal Trentino, ragazzi giovani che sono andati in Duomo 3/4 d'ora fa. Insomma, è una bella... E qui hanno trovato il verde perché praticamente, essendo vicino al Parco delle Cave nella zona ovest di Milano, loro gli è sembrato di essere come a casa loro. Questo è importante, perché è anche il sentirsi a casa propria, sentirsi in casa propria, sollecita la solidarietà, perché è proprio quello, cioè la cura che si ha per ciò che si sente proprio, ma che è un fatto normale, è un fatto naturale. Delegare la solidarietà soltanto ed esclusivamente ad altri, a situazioni o a strutture che sono organizzate, è utile, per carità, mancherebbe altro, serve anche l'organizzazione, ma serve anche questo, cioè serve la spontaneità, serve riconoscere che l'atteggiamento solidale è un atteggiamento spontaneo, che nasce alla base, che non può essere interrotto da chi si dichiara addetto alla solidarietà come fosse un'attività, e come poi diventa un'attività
spesso anche speculativa, insomma. Ecco, certo, e infatti c'è una differenza, che mentre l'alpino dà e non chiede in cambio niente, è abituato in questa cosa, in realtà ecco, anche le associazioni dovrebbero un attimino apprendere da questo, perché in genere danno, ma almeno all'interno della città ricevono. Certo. Danno e ricevono, invece la vera, diciamo, la vera solidarietà, il vero effettivamente senza nessun scopo di avere un bene o qualcosa indietro, è proprio tipico degli alpini. Certo. È proprio tipico questo. E questo indica anche un'altra cosa, e cioè che le comunità si formano spontaneamente, si organizzano anche in larga parte spontaneamente. Poi chiaro che dovendosi relazionare con altre comunità devono obbedire a regole superiori, però in sé si organizzano spontaneamente, così come è la società naturale, la famiglia, così le comunità si organizzano spontaneamente con proprie regole, non vengono create, cioè le comunità non sono strutture. Questa è la grande differenza. Sono tutte cose che loro sentono veramente, può essere la durezza magari della montagna o meno, tant'è vero che anche quando si salutano in montagna, in ogni tipo di lingua si dice sempre che Dio ti accompagni. E quindi è il loro rapporto proprio a parte il fatto che sono un gran lavoratore e effettivamente non hanno, come dicono certe canzoni, non hanno paura gli alpini, ma del lavoro, della fatica, perché la montagna è fatica e poi sono amanti della natura, coltivano magari viti, piuttosto le viti inteso come viti di uva, ecco, piuttosto che quindi lavoratori di terra e quindi anche infaticabili in un certo senso, però loro hanno questa unione di corpo che è qualcosa ma unione di corpo non poi per aiuto verso se stessi, ma per aiuto verso gli altri senza chiedere in cambio assolutamente niente. E questa è una cosa che è un vero peccato che abbiano tolto il servizio militare e soprattutto abbiano chiuso determinate caserme di un'arma così importante dal punto di vista sociale. Perché dava degli insegnamenti e dà degli insegnamenti che si stanno purtroppo perdendo. L'inquadramento in un corpo militare è servito principalmente proprio per quello che meraviglioso spettacolo che vediamo, meravigliosa espressione di principi, valori e senso che vediamo, è servito semplicemente a inquadrare un qualcosa che è interno, è comune a queste comunità, è civiltà. Questa è l'espressione di una civiltà alpina, e di una civiltà molto forte, molto sentita, che dà e che ha creato, perché teniamo conto che la grandezza, l'operosità stangata in tutti i modi, per carità, delle nostre terre è principalmente dovuta a questo spirito, a questi principi, a questi valori, a questo senso. È chiudere la struttura militare entro la quale quei sentimenti venivano nutriti, quegli indirizzi venivano nutriti, è stato un modo per abbatterli, per dire che le comunità si creano, che è il principio marxista poi in definitiva, cioè siamo sempre lì che giriamo, Perché anche i giovani, anche se non hanno fatto il militare ma si sentono alpini, hanno questo tipo di solidarietà perché fa parte proprio della cultura alpina. Quando si dice che l'alpino non ha paura di aiutare, se torniamo al problema della paura che ti dicevo la volta scorsa,
la paura è in ogni uomo, perché altrimenti non è che a un certo punto, che è diverso dalla come poi ci siamo detti dal terrore, nel senso che quando un bambino nasce è un po' un incosciente, va sulle scale, si fa magari del male così. Quando arriva una persona anziana, faccio la cosa più semplice, ha paura solo a salire le scale per togliere le tende. Quindi è insito avere quel senso di timore, non paura, timore. Poi dopo, dopo entriamo poi nella... No, era la precisazione dell'altra volta. È chiaro che però il timore, di sicuro, né paura né timore, questa gente ha nell'aiutare effettivamente chi ha bisogno senza chiedere assolutamente cambio niente. Cioè se uno ha fame, loro gli aprono la porta, viene qui e mangia con noi, non si chiedono nemmeno chi sia o che non sia o compagnia bella, aprono la porta ed offrono il loro cibo che stanno preparando nella giornata. Quindi questo sono delle cose molto importanti che è proprio tipico della cultura delle montagne, e soprattutto perché c'è ancora la cultura anche della stretta di mano, che nelle città o altrove, se non in questi posti alpini, si è praticamente persa. Certo, ma è proprio la cultura che una comunità supera e va e coadiuva e supplisce a quello che l'uomo ridotto sempre a individuo solo, che nella sua solitudine, si sentirà anche Dio di se stesso, ma alla fine non è Dio di se stesso. Il timore e la paura non glielo leva nessuno. Non è che non ci sia. E quando questo timore, questa paura si ingigantiscono, come è avvenuto in questi decenni, che a quel punto poi possono scoppiare anche i disordini sociali, e comunque scoppia sempre la ribellione. Ma è ovvio, è alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di quello che rassicura, di ciò che rassicura, e ciò che rassicura non è vero che è sempre il trovare un nemico, non è vero, è parzialmente vero, ma in realtà ciò che rassicura è prima di tutto ritrovare il senso della comunità, ma ritrovare il senso della comunità non è la comunità indotta, la comunità costruita, è la comunità spontanea che va tutelata a partire dalla famiglia. È la comunità che prende proprio prendendo un loro slogan, le radici profonde non muoiono mai, è proprio dalla loro cultura, da quello che noi siamo, perché noi comunque qualcosa abbiamo, anche nel DNA quando si nasce, c'è sempre un qualcosa della nostra famiglia o di qualche ricordo, e di conseguenza è questo, il mantenimento delle nostre radici, il mantenimento della nostra cultura, questo è una cosa importantissima, ma importantissima per tutti i popoli. Ma non solo, tieni conto, tu citavi prima il Grüß che si scambiano tutti coloro che sulle nostre montagne si incontrano, Dio t'accompagni. Quelli del Trentino, sì. No, ma anche nelle vallate, io ero bambina, si diceva che Dio ti accompagni, e quando si faceva eco per sentire se c'era qualcuno, era quello che si diceva, che Dio ti accompagni. Certo, ma questo cosa significa? Significa che abbiamo costruito per non secoli ma millenni una civiltà che fondamentalmente crede in Dio, guarda al trascendente, è illuminata, attraversata dall'insegnamento, dal messaggio del figlio di Dio, Gesù, e su quello si è costruita. Ora mi chiedo, una civiltà di questo tipo, che è di esempio, lo dimostrano i 500.000 presenti oggi a Milano, fondata su questo, ma fatemi capire per quale motivo deve essere ristrutturata o creata secondo strutture volute attraverso norme. Ma le norme devono regolare ciò che c'è, ciò che spontaneamente si crea, non è l'opposto. È questo il senso della rivoluzione, se volete,
della umilissima, di buon senso che noi abbiamo portato avanti ormai da 30 e rotti anni, perché anch'io ormai quando si è cominciato io ho cominciato nell'85, queste cose si dicevano allora e si dicono adesso, ma vanno ribadite, vanno sempre quasi martellate, perché è fondamentale capire che che gli alpini non sono una goliardica riunione di 500.000 nostalgici, no? 500.000 nostalgici non ci sono, non si riuniscono, questa è gente che sente queste cose. Esatto, perché la cultura non è una cosa nostalgica e sapere delle proprie radici non è una cosa nostalgica, serve per continuare ad andare avanti e migliorarsi. E quindi è una cosa totalmente diversa. Loro sono l'esempio vivente, attivo di una civiltà e di un loro passato anche sotto le armi, nella loro situazione, l'ANA, che a questo punto che cosa fa? Mette basi, magari adesso è anche ferma, non è in grande spolvero, ma mette le basi per il futuro, perché non esiste futuro senza una conoscenza e un'appropriazione del passato. La continua rivisitazione del passato consente di guardare al futuro e di farsi un'idea di cosa può essere e dove può andare il nostro futuro. Sono concetti sostanzialmente elementari, ma che hanno retto la nostra civiltà per centinaia d'anni, ma che non si vede per quale motivo non la vedo anche per il futuro. Cioè l'ideologia, questo seme maligno che ha contaminato il secolo scorso e sta contaminando l'inizio di questo secolo, è qualcosa che va abbattuto, è qualcosa che va rifiutato. Nessuno può pensare di essere Dio di se stesso, nessun ente, nessuna corporazione, nessun gruppo di potere può pensare di essere Dio di se stesso e degli altri, perché si precipita. Certo. Lo dimostrano, al contrario, e quindi l'assurdità di una simile visione la dimostrano i 500.000 che spontaneamente, con affetto, sono presenti oggi a Milano e tra poco sfileranno per le vie del centro di Milano. Esatto, dalla Giulia, cioè tutti le varie... Le varie brigate alpine che hanno l'aerobica, la tridentina, le varie brigate alpine che hanno ricevuto questi giovani, magari facendo anche un servizio militare che tutto sommato era fatto se si vuole, di responsabilizzazione, se si vuole anche perdendo magari anche del tempo, una vita quasi resa dura per motivi di disciplina, ma tutto sommato un anno di vacanza sotto tanti aspetti, però che ha cementato questi animi, ha cementato queste menti, le resi abituate ad avere un contatto, un'operatività in comune. L'operatività in comune che è quella che oggi manca, perché mancano le comunità, o meglio le comunità vengono combattute dal potere. Francesco, siccome ci hanno detto che siamo alla fine, posso parlare un attimino della preghiera dell'Alpino e chiudiamo con questo? Certo. Perché questa preghiera dell'Alpino, che era conosciuta intorno al 1940, è stata dagli alpini in arme che l'avevano appunto confezionata, chiamiamola così, questa preghiera dell'Alpino, ed era stata concessa di recitarla alle manifestazioni religiose da Papa Pio XII nel 1950. E quindi da quel momento lì gli alpini recitano sempre la loro preghiera, per cui in questa giornata mi piacerebbe leggerla ai nostri radioascoltatori. Allora, sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balzo delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo,
fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, elediamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle cresti vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e inermi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, e così sia. Con questo chiudiamo la trasmissione, Francesco, e bellissimo. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Se siete a Milano, anche se il tempo non è bello, andate lo stesso a salutare e ad applaudire i nostri alpini. E con questo buona Padania a tutti. Viva l'Europa dei popoli, viva il Lombardo-Veneto, sempre un abbraccione grande grande a Matteo, un saluto anche al gatto Gregorio che oggi è col cappello d'alpino. Viva la Lega, viva Matteo, e per una nuova civiltà delle comunità, una civiltà anche alpina. Avete ascoltato Centro Ronchi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Il punto politico a chiudere la giornata di RPL dalle 19 alle 21. Una garanzia, un uomo, Pierluigi Pellegrin, che avete imparato a conoscere in tanti anni, un uomo che non voleva fare radio, ma che si è trovato a gestire questo spazio con competenza, con cultura, con affidabilità, e che è capace ogni sera di portarvi, a parte finale della giornata, voci diverse, voci nuove, cronaca, cultura, approfondimento, politica, insomma tutto ciò di cui si nutre la radio in fascia serale, preserale, e per concludere degnamente una giornata. Non mancate l'appuntamento con un rinnovato punto politico. Va ora in